Arcipuni, una violenza inaudita. Ieri vi abbiamo raccontato l'ennesima aggressione nel cuore della città. Questa mattina Treviso si è risvegliata sotto shock. Stasera vi mostriamo il video di questa violenza. Rapina a Castelfranco nel pomeriggio alla farmacia Monti di Borgo Treviso. Uomo travisato in azione minaccia un addetto e si fa consegnare l'incasso. Parla la donna minacciata. Incidente a Sant'Elena di Silea. Una 55enne del posto con la sua auto ha travolto una 21enne che stava attraversando la strada con la sorellina di soli 2 anni, entrambe ricoverate. Dramma sulle piste del Col d'Ruscea a Cortino. 70enne trevigiano Fiorenzo Magnoler ha perso la vita questa mattina. Un malore fatale lo ha colpito. Oltre 1000 studenti questa mattina in Piazza Grande, dove si è tenuta l'assemblea scolastica dell'Istituto Scarpa, la voce dei ragazzi insieme a quella dei loro insegnanti per chiedere una sede unica. Avevano posizionato una finta bomba in via Donizetti a Mogliano, Veneto. Doveva essere un pesce d'aprile, ma ora 2 quarantenni rischiano la denuncia per procurato allarme. Centrodestra in frantumi a Quinto di Treviso, dove si va verso una corsa a 3. A Vittorio Veneto si presenta Giovanni Braido con il sostegno di Lega e Fratelli d'Italia. Inaugurata questa mattina a Mogliano la nuova pista ciclopedonale che collega il centro della città con la frazione di Marocco. Tagli del nastro anche a Silea e Ponte di Piave. Appuntamento da non perdere domani dalle 12 su Antenna 3, le cerimonie per l'80° anniversario del bombardamento del 7 aprile 1944 su Treviso, compreso l'atteso sorvolo delle frecce tricolori. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano la cronaca, tanti davvero i fatti in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, a partire dalla rapina che si è registrata nel pomeriggio a Castelfranco Veneto. Da poco abbiamo preso la notizia, Marta Marangon è riuscita a intercettare la donna minacciata da un uomo travisato all'interno di una farmacia, la farmacia Monti di Borgo Treviso. All'interno del locale alle 16:30, 17 circa, si trovavano 2 farmaciste, l'addetta alla vendita, addetta alla dermocosmesi e 2 clienti donne, quando per l'appunto è entrato un uomo travisato e si è fatto consegnare l'incasso della giornata, circa 1000 euro. Sotto un berretto aveva con ogni probabilità un'arma, anche se questo va accertato. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, ma appunto fra poco saremo in grado di farvi sentire la testimonianza di questa donna minacciata. Mi dicono dalla regia che è già pronta. Allora sentiamo le parole della donna minacciata nel pomeriggio a Castelfranco, una rapina quindi in farmacia. È entrato e man mano si avvicinava questo uomo che era coperto di bassa statura, magro, è entrato, aveva questa pistola sotto un berretto di lana e quindi abbiamo dato i soldi che avevamo in cassa. È stata una questione veramente di 2 minuti, una cosa veloce, è partito, è andato via e niente, poi tempo di chiamare lui ha detto subito non chiamate nessuno, come no, abbiamo chiamato subito i carabinieri, tempo proprio 1 minuto, sono arrivati subito i carabinieri. Abbiamo fatto una descrizione veloce, i carabinieri prontamente sono andati in pattuglia in giro per riuscire a scovarlo. Parlava in italiano? Siete riusciti in qualche modo? Allora l'accento non era italiano, era tutto comunque coperto, occhiali, berretto e mascherina chirurgica, e che quando entri in farmacia uno può avere anche l'influenza, può essere coperto, quindi effettivamente. Avete preso tanta paura? Beh, un po', le dirò che siamo state abbastanza fredde, nel senso che siamo state paradossalmente, quando comunque abbiamo visto come si imbarcava la faccenda, abbiamo comunque dato tutti quanti i soldi, le ho detto stai calmo, perché ha voluto tutti quanti i soldi, anche i tagli da 5 euro. Io ho dato comunque i tagli da 100, da 50 e da 20, ha visto che nel cassetto erano rimasti quelli da 5, ha detto no, dammi tutto, ho detto stai calmo, ti do tutto quanto. E in una cassa, e poi comunque è andato anche dall'altra collega e quindi ha preso solo quelli da 50 euro comunque, ecco.
Questo il racconto quindi della donna minacciata, lo ripeto, nel pomeriggio. La notizia l'abbiamo presa solo pochi minuti fa e Marta Marangon è riuscita a mettersi in contatto con questa donna minacciata all'interno della farmacia di Borgo Treviso. Come vi dicevo, oltre a questa addetta alla dermocosmesi, 2 farmaciste e anche 2 clienti. Sono stati attimi, e lo avete sentito, di panico. E noi ritorniamo alla giornata di ieri al mezzogiorno, davvero infuocato, vissuto in centro a Treviso, nelle vicinanze di Piazza Borsa, calci, pugni, una violenza davvero inaudita. La cronaca dell'aggressione ve l'abbiamo raccontata ieri sera con i diretti protagonisti. Stasera siamo in grado di mostrarvi delle immagini davvero scioccanti. Daniela Sizia. I 2 ragazzini si scagliano contro un uomo cinquantenne colpevole di aver tentato di difendere la donna che li aveva redarguiti. Calci, pugni, una violenza inaudita. Tutto perché i 2 minorenni, 15 e 17 anni, che sfrecciavano a folle velocità in bicicletta nel vicolo Rialto, erano stati sgridati dalla donna che chiedeva loro di rallentare per non investire bambini e persone. La reazione è quella che vedete. Noi eravamo dentro il negozio, abbiamo sentito delle urla e soprattutto dei colpi alle vetrine perché hanno scaraventato i bidoni delle immondizie e si sono lanciati proprio addosso a quest'angolo della vetrina, e si può vedere poi anche dalle nostre telecamere di sorveglianza, e noi siamo usciti direttamente e abbiamo chiamato la vigilanza, visto che abbiamo il collegamento, ovviamente essendo una gioielleria, e poi è in collegamento con le forze dell'ordine. Urla che sono state sentite da più commercianti che sono usciti dai locali per cercare di bloccare i 2 minorenni che si erano accaniti contro l'uomo. Ragazzini davvero violenti, ci hanno raccontato. Sì, e soprattutto paura di niente, soprattutto con i poliziotti, con la gente più grande, cioè sono calmati quando hanno visto che eravamo io e altri 2 o 3, il doppio di loro, ma paura di niente proprio. Fra le persone accorse anche Gino Balbinot, ex appartenente alla questura. Io l'ho bloccato da dietro tenendo le braccia di questo ragazzino, proprio ragazzino era, e a un certo punto si è girato verso di me minacciandomi addirittura mollami altrimenti. Il più grande, che ha ferito anche 2 agenti di polizia, è stato arrestato. Ragazzini che non hanno rispetto per le regole e nemmeno per le divise. È incredibile vedere delle persone che reagiscono in quel modo con la presenza di istituzioni che si stavano comportando in maniera assolutamente consona all'incarico. Io credo che siano cambiati sicuramente ormai le regole di ingaggio, ma una spropositata violenza, tra l'altro inutile nei confronti di poliziotti che in quel momento stanno solo cercando la verità dei fatti, è qualcosa che rimando alla maleducazione generale di queste persone. Ma la situazione, ci raccontano i commercianti, è sempre più difficile. E il problema più che altro riguarda sabato pomeriggio, perché la gente non è assolutamente tranquilla di passeggiare qua per il centro, soprattutto questa zona di Piazza Borsa che è veramente invivibile. In questo momento c'è bisogno da parte nostra una fermezza che permetta a questa città di continuare a vivere per quello che tutti vogliono, una serenità che sta mancando e sta cominciando a diventare preoccupante per tutti. Sempre per la cronaca, grave incidente questa mattina a Sant'Elena di Silea lungo via Pozzetto. 2 sorelle di 20 e 2 anni sono state travolte da un'auto mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11:30, secondo una prima ricostruzione una Fiat 500 guidata da una 55enne della zona. Per causa il vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto non si sarebbe accorta della presenza delle 2 sorelle travolgendole. Entrambe sono state soccorse dagli uomini del SUEM 118 che le hanno portate all'ospedale Cafoncello. La più grave è la sorella maggiore, la 20enne, che ha riportato diverse fratture e si trova ricoverata in condizioni serie ma fuori pericolo. La bambina di 2 anni invece è stata portata in pediatria per degli accertamenti. Così dunque questa mattina a Sant'Elena di Silea. Tragedia sempre questa mattina invece sulle piste del Col du Rocher. Siamo a Cortina d'Ampezzo, dove un 70enne trevigiano, Fiorenzo Magnoler, è stato colto all'improvviso da un malore. È accaduto poco dopo le 9 mentre l'uomo stava sciando. Immediatamente è stato dato l'allarme, sul posto in pochi minuti è atterrato l'elisoccorso di Pieve di Cadore. Il personale medico ha tentato di rianimare il trevigiano per diversi minuti, ma per il pensionato non c'è stato nulla da fare.
Cambiamo località, andiamo a Oderzo per i problemi della scuola. Questa mattina una protesta davvero insolita e forte da parte di 1000 studenti, non solo studenti, anche professori dell'istituto Scarpa. Vediamo perché. Lo Scarpa è qui per ricordare all'opinione pubblica che abbiamo bisogno di una scuola. La voce dei ragazzi accompagnata, sostenuta da quella dei loro insegnanti, si leva al cielo. La sede di Oderzo della loro scuola, l'istituto Scarpa, è chiusa da oltre un anno. Significa non avere un plesso che sia identitario per noi e che quindi rappresenti anche quella che è l'essenza stessa della scuola. Una scuola, una sede, un luogo dove socializzare e soprattutto delle classi molto più ampie. Vi sono grandi possibilità con progetti pomeridiani, ampliamento dell'offerta formativa e via dicendo, che vengono limitati anche come quantità di persone che vi possono accedere. Da gennaio dello scorso anno questo plesso, che ospitava medie e superiori con i 3 indirizzi classico, linguistico, scienze umane, è stato chiuso perché ritenuto a rischio, non a norma con le direttive antisismiche, e il comune di Oderzo, presente all'assemblea, ha potuto finanziare la ristrutturazione delle scuole medie. Ecco i lavori in corso. Per loro non è rimasto che lo smembramento degli indirizzi e delle sezioni. Il disagio è innanzitutto didattico, perché non hanno i laboratori adeguati per fare delle attività importanti, il problema sono i trasporti e il problema è proprio anche lo spostamento di tutti i docenti in 3 sedi che attualmente abbiamo. I ragazzi dunque sono divisi al Don Bosco di Motta di Livenza, nella sede centrale dello Scarpa sempre a Motta di Livenza, oppure all'oratorio San Vincenzo ad Oderzo. Vogliamo ritornare qui, abbiamo voglia e abbiamo anche il diritto. Per fortuna abbiamo un tetto sopra la testa, grazie anche alla parrocchia che insomma ci ospita, però è innegabile che la nostra è una soluzione temporanea che può andare bene per qualche anno e può andare bene se sappiamo che si sta facendo qualcosa, ma se l'idea fosse in futuro rimaniamo sempre qua o ci lasciano sempre qua, non ci va più bene, ed è per questo che noi siamo qua. Alla loro età è molto importante che sviluppino questo senso di comunità e che abbiano la possibilità di socializzare. Insegnanti e studenti fianco a fianco hanno fatto appello oggi alle istituzioni. Un'assemblea in piena regola all'aperto con protezione civile e carabinieri a fare da sfondo perché tutto si svolgesse senza tensioni, e così è stato. Da Piazza Grande il grido di una scuola per far valere i propri diritti. Lo avete visto, il fronte è compatto, studenti, docenti, genitori. Ma Anna De Roberto questa mattina ha sentito anche il presidente della provincia Stefano Marcon e la sindaca di Oderzo Scardellato. È anche e soprattutto, verrebbe da dire, una questione di competenze. Una storia tutta italiana di ruoli e competenze e di soldi che non ci sono mai. L'edilizia scolastica è materia nelle mani del comune finché la scuola è primaria, asili, elementari, medie, secondaria diventa competenza della provincia. E così il sindaco Scardellato sta già dando nuova vita al plesso di Piazza Europa con i lavori avviati per la scuola media, ma nulla può fare per le sorti del vicino istituto Scarpa. Nessuna amministrazione locale ha fondi propri per poter intervenire su investimenti di queste dimensioni. Non è possibile assolutamente, proprio non abbiamo nessuna possibilità di intervenire, né noi come comune, che non è neanche nostra competenza, ma neanche la provincia, se non escono i bandi. E quindi appena escono i bandi l'abilità è quella di buttarsi, partecipare e cercare di portare a casa quelli. Nuovi bandi dunque, così i tempi rischiano di allungarsi. Intanto la provincia, grazie ad un terreno messo a disposizione dal comune, ha candidato il nuovo Scarpa ad ottenere i fondi, circa 400.000 euro per la progettazione al Ministero dell'Istruzione. Io sono fiducioso di avere la possibilità di averli questi soldi, e si comincia da lì, da quell'iter, e poi contemporaneamente, parallelamente si lavora per trovare i fondi per la realizzazione della scuola stessa, che dalle esperienze che stiamo vivendo costerà dai 6, 7, 8 milioni. È fiducioso il presidente Stefano Marcon, ma avverte che le risposte non arriveranno a breve. Quella di Oderzo è una di quelle che ha un criterio di priorità più alto, tant'è che quando l'avevamo candidato ai fondi che passano attraverso la regione è stato accolto immediatamente, non finanziato naturalmente perché i soldi non ci sono, ma la priorità dall'emergenza che c'è giustificherebbe l'istituto Scarpa ad Oderzo essere tra i primi. Di protesta in protesta a Mestre c'erano anche tanti trevigiani nel pomeriggio di oggi per dire basta ai tagli alla sanità pubblica.
Questa è da novembre che aspetta una prima visita dermatologica Nevi. Ancora non mi macchia mai, neanche messa in lista. Una vergogna. Sono andata a protestare, ho fatto richiesta, vai un giorno sì, un giorno no. Sempre così. Lunghe liste d'attesa, carenza di medici, tagli alla sanità. In tantissimi provenienti da varie province del Veneto hanno manifestato per le vie di Mestre con partenza dalla stazione e arrivo in piazza Ferretto. La salute non è un lusso, è un diritto indiscusso. Decine di associazioni e comitati hanno deciso di essere qui oggi a Mestre per partecipare alla manifestazione in favore della sanità pubblica contro la privatizzazione. La sanità pubblica sta allo sfascio. Noi vogliamo ancora mobilitarci perché per noi tutelare, difendere la sanità pubblica è soprattutto un diritto costituzionale. Abbiamo una crisi che interessa l'assistenza sanitaria a tutto tondo, dall'ospedale al territorio all'integrazione sociosanitaria. Anche il Partito Democratico ha voluto prendere parte alla manifestazione. Una battaglia da mettere al centro dell'agenda politica. E visto i tagli che sta facendo questo governo, visto i definanziamenti che ci sono e vista la necessità per i cittadini di avere servizi efficienti e puntuali. Oggi purtroppo chi deve curarsi è costretto a aspettare liste di attesa lunghissime, per non dire infinite, oppure a scegliere di pagare per curarsi, e questo è sostanzialmente inaccettabile. È una conquista che le nostre madri, i nostri padri hanno conquistato e noi dobbiamo difenderla a tutti i costi, perché non possiamo andare verso il modello americano. Questo governo sta togliendo i fondi alla sanità e noi dobbiamo protestare con tutte le nostre forze, perché è una risorsa importantissima per la democrazia di questo Paese. Difesa della sanità che va di pari passo con la salubrità del territorio. Crescere, come sappiamo, purtroppo in territori altamente inquinati è qualcosa che va a minare alla base la salute di tutti e tutte, e già in un territorio inquinato pensiamo che sia folle costruire nuovi impianti inquinanti, e questo per noi è anche difendere la salute pubblica. Se vogliamo dignità, investiamo in sanità! E di sanità ha parlato questa mattina a Vittorio Veneto il governatore Luca Zaia. Io penso che sia fondamentale, non in un'ottica di contrapposizione, ma di comune percorso del governo, che il governo adotti la sanità come, diciamo, piano Marshall, come obiettivo principale. Gli inglesi direbbero goal principale a livello nazionale. Dalla sanità tutto parte e alla sanità si arriva con tutto, conclude il presidente Luca Zaia, che da Vittorio Veneto questa mattina ha avuto parole anche per la manifestazione in corso in contemporanea nel Veneziano. Il grido del popolo per salvare la sanità pubblica che il governatore non giudica. Io dico una cosa, che le manifestazioni, quando si fanno nell'alveo della democrazia, del rispetto delle leggi e del rispetto della libertà altrui, vanno sempre rispettate. Dopodiché noi abbiamo, come si può dire, un canale per discutere, che è il canale istituzionale, che è il canale del confronto, eventualmente dei ricorsi, ma noi comunque la difenderemo sempre. E sulla sanità torna a difendere scelte prese in un'ottica di razionalizzazione del sistema sanitario, escludendo in questa sede qualsiasi possibile chiusura del polo di Vittorio Veneto. E proprio a margine di questa dichiarazione, Zaia per la prima volta parla in pubblico della fine del suo mandato. Io ho ereditato 68 ospedali nel 2010 e ne riconsegno 68 nel 2025, quando finirà il mandato, per cui ho assolutamente la coscienza a posto. Zaia, che si trovava a Vittorio Veneto per la presentazione del candidato ufficiale di Lega e Fratelli d'Italia, Giovanni Braido. Da una parte Tony Darè e dall'altra il candidato sindaco della Lega Giovanni Braido. Un'immagine che racconta da sola la distanza tra ex compagni di partito per il governo della città di Vittorio Veneto, ma anche di come in realtà si stiano studiando a distanza nel ring della politica vittoriese e non solo. Soprattutto oggi, che nello stesso palcoscenico utilizzato una settimana fa da Gianluca Posocco, candidato sindaco dell'europarlamentare di Forza Italia, accanto a Braido si sono schierati i numeri 1 del Carroccio Trevigiano e Veneto.
Amministratori, dal presidente Zaia al sindaco di Treviso Conte, a responsabili di partito come il segretario regionale Alberto Stefani e quello provinciale Dimitri Coin. Tutti a cercare di cicatrizzare il prima possibile la spaccatura, ben consapevoli che saranno o tutti voti persi per delusione o addirittura di protesta e quindi indirizzati al centro-sinistra e nello specifico Partito Democratico. E che l'atmosfera sia tutt'altro che serena lo sottolineano passaggi come questo del consigliere regionale Roberto Bet, rivolto a chi guarda con simpatia gli antagonisti Posocco e Darè. Chiamata alle armi importante per sostenere il nostro candidato della Lega in un momento difficile. La Lega purtroppo 8 e 9 giugno, giusto? Il giorno delle 2 giornate di elezioni è quello di convincere gli infedeli. Chi invece si aspettava un esordio pubblico graffiante da parte del candidato sindaco è rimasto un po' deluso. Dopo questa presentazione con tutta questa gente, cosa dire a Peppone Baffone? Ma lasciamo stare le polemiche, noi andiamo per la nostra strada. Il consigliere regionale a un certo punto ha detto che bisogna convincere gli infedeli. Come si fa a convincere gli infedeli? A un certo punto abbiamo visto com'è la città negli ultimi 10 anni. A prescindere c'è poco da fare, sinistra o destra, quando si deve votare per un comune si deve votare per la persona. Secondo me questi 10 anni purtroppo non sono stati all'altezza della situazione. Attacco frontale all'attuale sindaco espresso dalla Lega, ovvero Antonio Miatto, ennesimo segnale di una partita politica che rischia seriamente di indebolire il centrodestra. E in effetti non è passata inosservata l'assenza del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia. Segnali di un possibile caso Vittorio che potrebbe espandersi a tutto il Veneto, anche se il segretario regionale Alberto Stefani fa buon viso a cattivo gioco. In alcuni casi non siamo in coalizione insieme, però nella stragrande maggioranza dei comuni la coalizione si è compattata, questo succedeva anche negli anni scorsi, insomma, quindi non è una particolare novità. Credo che faremo un buon risultato e credo che dimostreremo che la Lega è ancora il primo partito nei territori, nei comuni a livello amministrativo. Centrodestra che va letteralmente in frantumi a Quinto di Treviso, dove questa mattina c'è stata la presentazione del candidato sindaco di Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia con Luigi Susin comunicherà il suo nome nei prossimi giorni e non sarà quello del sindaco uscente Stefania Sartori. Era stato detto che la Sartori correva con voi, con Fratelli d'Italia. Ma diciamo che abbiamo avuto un'interlocuzione, ma si è fermata immediatamente, quindi noi abbiamo, il circolo di Quinto ha deciso di correre con un suo candidato a Quinto per portare avanti un progetto politico proprio. Con il 35% di consenso ottenuto alle politiche a Quinto di Treviso, Fratelli d'Italia ha deciso di correre in solitaria. Il candidato verrà ufficializzato fra circa 10 giorni e non sarà certo Stefania Sartori, il sindaco uscente, come conferma Luigi Susin di Fratelli d'Italia. Lei si presenta con una sua lista civica e quindi a Quinto avremo 3 liste di centrodestra che correranno per il sindaco. Nel giorno della candidatura ufficiale di Ivano Durigon della lista civica Progetto Quinto appoggiato da Lega e Forza Italia si delinea ancora uno strappo all'interno del centrodestra. Dispiace per la discontinuità rispetto al sindaco precedente, però questa è stata la scelta di tutta la sezione della Lega e anche dei militanti di Forza Italia. Come segretario provinciale ho assecondato quella che è stata la volontà della sezione locale della Lega, che è una sezione comunque per noi molto importante. Vuol dire che situazioni che siano logorate probabilmente all'interno c'erano. Abbiamo accettato di prendere questa sfida, dico abbiamo perché c'è un gruppo dietro di me, c'è una squadra. Penso che sia un po' quello che è mancato negli 5 anni qua a Quinto. Felice, contento, si sente pronto? Certo, felicissimo, pronto e entusiasta. Tra gli obiettivi di Durigon se verrà eletto sindaco. I punti cardine saranno sicuramente una riorganizzazione della macchina comunale per dare le risposte che i cittadini si aspettano. In secondo saranno le riqualificazioni di impianti sportivi sicuramente e anche un maggiore dialogo con la cittadinanza e con le associazioni che ultimamente sono mancati. La campagna elettorale a Quinto promette di essere piena di sorprese con 3 candidati del centrodestra in lizza e soltanto una lista civica di opposizione per Quinto con il candidato Luca Miglioranza che potrebbe capitalizzare su questa variegata offerta politica, anche lui presente alla candidatura di Durigon per evitare di essere colto impreparato. Come mai qua? Per sentire e vedere, conoscere anche cosa propongono gli altri candidati.
E a Ponzano contro il centrodestra si presenta Renzo Trevisin. Ho deciso di candidarmi per dare una chance a questo comune di voltare pagina, cioè di utilizzare effettivamente le risorse che vengono messe a disposizione da bandi regionali, nazionali e quant'altro per dare risposte ai bisogni del territorio. Alla guida della lista Insieme per Ponzano Veneto, Renzo Trevisin ha annunciato la sua candidatura per il ruolo di sindaco a Ponzano Veneto. Con un passato come consigliere comunale di minoranza e esperienza come vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Trevisin si propone 3 obiettivi da raggiungere in caso sia eletto. In primis la viabilità ciclopedonale, che è uno dei temi che va affrontato e sviluppato. Poi c'è un problema di sostegno alla natalità e quindi trovare le strategie per sostenere i giovani, le giovani coppie per la natalità. La terza è quella di lavorare con le attività produttive, in particolare l'agricoltura. Io ho una formazione che deriva da questo settore, ritengo importante valorizzare i prodotti locali. La lista si presenta come una voce nuova impegnata a portare avanti un progetto nato dalla partecipazione attiva di cittadini, associazioni e aziende del territorio, con un'attenzione rivolta in particolare ai giovani. Con un occhio particolare ai temi che sono proprio cari ai giovani, cioè quello in particolare della sostenibilità ambientale, il proprio ambiente, la valorizzazione del proprio territorio e anche quello che è il benessere della persona, il benessere psicologico e psicofisico della persona intesa come individuo e anche all'interno della propria comunità. Ritorniamo alla cronaca e andiamo a Mogliano Veneto, città che lunedì era rimasta paralizzata in un suo quartiere nella zona di via Donizetti per un allarme bomba che si era rivelato un pesce d'aprile. Ora però gli autori rischiano grosso. Quella finta bomba, nelle loro intenzioni, doveva essere un pesce d'aprile e chissà quanto si sono divertiti nell'idearla. Ora però per 2 uomini italiani residenti nel Moglianese non è più tempo di scherzare. Uno 40enne e l'altro 50enne sono stati identificati in queste ore dai carabinieri. Sono stati loro a posizionare il finto ordigno in via Donizetti a Mogliano Veneto la mattina di Pasquetta, lunedì 1 aprile. L'involucro a forma di missile era stato segnalato ai militari dell'Arma da svariati residenti, preoccupati che potesse esplodere. Da qui la mobilitazione di uomini e mezzi. In via Donizetti, oltre ai carabinieri, erano intervenuti anche vigili del fuoco e artificieri, delimitando l'area e chiudendo la strada. Un pesce d'aprile di pessimo gusto che ora avrà conseguenze di natura penale per i 2 presunti autori. Rischiano infatti una denuncia per procurato allarme. Ritorniamo a Mogliano fra 30 secondi. Pubblicità. Di nuovo in diretta e di nuovo a Mogliano Veneto per un importante taglio del nastro. È un'opera importantissima che mette in sicurezza il terraglio e riqualifica il terraglio. 127 nuovi platani, 56 lampioni e una pista per pedoni e ciclisti separata dalla corsia stradale. 2 chilometri e 200 metri di tracciato, 5 mesi di lavori, 2.400.000 euro di spesa finanziati dal PNRR. È finalmente percorribile la pista ciclopedonale che lungo il terraglio collega il centro di Mogliano alla frazione di Marocco, dove si collega alla gemella realizzata dal Comune di Venezia. Un'opera molto attesa che serve per mettere in sicurezza i ciclisti, ma anche a valorizzare la storica via napoleonica, simbolo di Mogliano. Questa strada torna a essere quello che era una volta un tempo, un boulevard bellissimo. Anche una volta, lo ricordo, era diviso da dei paracarri, cioè i pedoni ciclisti erano divisi rispetto ai carri e alle auto da dei paracarri. Adesso abbiamo questa cordonata, questa pista ciclabile, insomma ciclopedonale separata e in sicurezza. E proprio l'aspetto sicurezza per l'utenza debole della strada è l'aspetto maggiormente apprezzato dai cittadini moglianesi e mestrini. Qualcuno dice hanno stretto la strada. Bene, così non sorpassano più se hanno poco spazio. Non possiamo che rallegrarci di questa politica sulla sostenibilità. Che va da Marocco a Mestre è abbastanza utilizzata, per cui adesso credo che aumenterà il numero di ciclisti, lo spero anche, dai. Credo che sia una cosa che si aspettava da anni, ma soprattutto per quelli di Marocco, che almeno chi riesce ad andare in bicicletta può andare su e giù tranquillamente. Vado spesso in bicicletta anche a lavoro
ci arrivo in bicicletta sempre, uso per 3/4 dell'anno, vado pedalando e non in macchina. Ne abbiamo bisogno per tutti quanti, perché la bici è uno strumento importante e nel caso della disabilità motoria o un neurodiversità è anche uno strumento di inclusione e di incentivo alle autonomie. Il grosso del percorso è sul lato ovest del Terraglio, lato dove è stato messo in sicurezza per i pedoni anche il tratto di strada verso il centro di Mogliano, con un percorso pedonale e 3 attraversamenti. Ho visto proprio adesso venendo anche delle persone insomma di una certa età che sicuramente prima in bicicletta non avrebbero percorso il Terraglio, quindi l'abbiamo messo in sicurezza e abbiamo dato spazio insomma allo sport anche. Così dunque a Mogliano Veneto è stato inaugurato anche il secondo stralcio della pista ciclabile in via a Belvedere tra Silea e Roncade. Anche qui l'inaugurazione questa mattina, l'opera realizzata circa 280 metri di percorso è costata 432.000 euro, finanziati per 145.000 dalla provincia di Treviso e per il restante importo dal comune di Silea. Il comune di Roncade ha realizzato gli ultimi 20 metri sul proprio territorio per portare a completamento il tracciato particolarmente atteso. E a proposito di piste ciclabili, è stato inaugurato oggi pomeriggio a Levada di Ponte di Piave il primo lotto della pista ciclabile di Via della Vittoria, assieme alla nuova condotta idrica e al restauro della fontanella di Busco. Nello specifico, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile hanno interessato un tracciato di una lunghezza di circa 540 metri. Insomma, una giornata caratterizzata un po' in tutta la Marca da numerosi tagli del nastro, ed è una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista nella mattinata di oggi una cerva scivolata nel canale Caronna dell'Enel in via Castelletto, siamo a Cappella Maggiore. L'animale è stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto, allertati da alcuni passanti. Di fronte alla cerva, la vedete visibilmente spaventati, i pompieri hanno agito con delicatezza per estrarla dal corso d'acqua. Poi la visita e infine la cerva è stata liberata. Voltiamo pagina, parliamo di un appuntamento molto atteso. Domani le celebrazioni per l'80° anniversario, era il 7 aprile 1944, le bombe su Treviso, la strage dei civili. Nel TG di ieri vi avevamo proposto l'intervista a Gianfranco Ferrara con i suoi tragici ricordi di quella Venerdì Santo. Oggi vediamo alcuni singolari oggetti custoditi proprio dal professor Ferrara. Ci sono i ricordi drammatici di quel tragico Venerdì Santo del 7 aprile 1944 e gli oggetti custoditi con cura per 80 anni che raccontano quella storia. Gianfranco Ferrara, 97 anni, quel 7 aprile di anni ne aveva 17. Si salvò dal bombardamento, diventò adulto, fece l'insegnante e non smise mai di ricordare e far ricordare ai giovani l'orrore della guerra. Tra i reperti che ancora custodisce un calendario olandese del 1944 stampato dalle industrie poligrafiche Longo e Zoppelli, dove un ignoto appuntò con precisione giorni e orari di ogni suono dell'allarme e sottolineato a penna del terribile bombardamento. Questo me l'ha regalato Ennio Zoppelli ancora molti anni fa, perché l'ha stampato loro. Non mi ha saputo dire nemmeno chi fosse questo signore, che si è preso la briga di segnare tutti gli allarmi di ogni perché erano ogni giorno c'era allarme, insomma, con l'orario proprio. Non parliamo dei mitragliamenti, dei bombardamenti. Nel 1944 i più importanti sono stati 7 aprile, 14 maggio e 27 dicembre. Oltre al calendario c'è una collezione di cartoline messe in vendita un mese dopo il bombardamento allo scopo di raccogliere fondi, come si legge sul retro, a favore dei sinistrati. Ecco com'erano ridotti la chiesa votiva, il ponte San Martino, la loggia dei Cavalieri, Palazzo del 300 e Piazza Duomo. C'è un rifugio ai piedi della scalinata e sullo sfondo la casa della Curia, rasa al suolo. 80 anni dopo, Treviso ricorda quella devastazione e lancia un messaggio di pace.
Per molti anni si pensò che il bombardamento fosse il risultato di un errore di calcolo dei piloti o che fosse legato a un incontro tra i vertici dell'asse nel centralissimo albergo Stella d'Oro. Un libro che raccoglie alcuni importanti documenti desecretati molti anni dopo racconta finalmente la verità. Lucio Zanato. Tutto è successo perché in quel momento c'erano due fronti, uno ad Anzio con lo sbarco e uno a Cassino, e gli americani non riuscivano a sfondare. Pensarono di preparare un'operazione che chiamarono Strangle. Il bombardamento di 80 anni fa fu deciso, pianificato e realizzato consapevolmente dagli americani. La conferma è nelle pagine di questo libro scritto dal generale Nazareno Quistucci, che ebbe la possibilità di consultare gli archivi statunitensi. Era la stazione ferroviaria, perché lì ci fu naturalmente, io feci uno studio molto approfondito sulla interpretazione che davano gli ufficiali interpreti intelligence americani e inglesi. Loro erano anche un po' in disaccordo, però avevano capito che colpire le aree ferroviarie era più pagante che non ponti, viadotti eccetera, perché era più facile colpire le aree ferroviarie. Documenti, mappe topografiche, tante fotografie aeree raccolte in questo volume che sfatano ogni altra versione sul movente che portò 159 bombardieri a sganciare in 7 minuti oltre 2600 bombe ad alto potenziale, lasciando una scia di morte con oltre 1600 persone e la devastazione con quasi 4000 edifici distrutti o rasi al suolo. E tutto perché per Treviso passa la linea da Tarvisio per il centro e sud Italia e quindi per i fronti di Cassino e Anzio. Se noi interrompiamo, tagliamo i rifornimenti che dall'Austria, dalla Germania e da Udine vengono verso i due fronti, noi riusciamo a poter sopravanzare. Una logica cinica che si ripete ieri come oggi in ogni scenario di guerra. Basta pensare alle ultime due che ci sono tuttora, non pagano nessuno, non fanno giustizia, non tengono conto dell'umanità, non tengono conto della cultura, non tengono conto di nulla. C'è solo l'atteggiamento così egoista dell'uomo che vuole sopravanzare l'altro. Homo homini lupus sempre. Domani dunque il culmine delle celebrazioni, un evento, sottolinea il sindaco Mario Conte, che non è uno spettacolo ma l'omaggio ai nostri martiri. Anche l'aeronautica militare vuole commemorare le 1600 vittime della nostra comunità attraverso un passaggio della pattuglia acrobatica che lascerà poi il tricolore in segno di vicinanza di un paese intero che vuole ricordare il secondo bombardamento più sanguinoso del nostro paese dopo Roma del 1943. Quindi saremo tutta una comunità che si stringe attorno alle vittime, nel ricordo delle vittime e attorno ai reduci, perché tanti sono i ricordi che porteremo in piazza, che stiamo portando al Salone di Trecento, in tutti quegli eventi che in questi 3 giorni stanno animando la nostra città in memoria e nel ricordo di quel maledetto 7 aprile del 1944, con un obiettivo, che però la memoria dei nostri caduti sia un monito per il futuro. E qui mi rivolgo ai giovani, perché da Treviso deve passare e deve partire un messaggio di pace, un urlo di pace che parte da una grande ferita, da un grandissimo dolore della nostra comunità, ma che guarda al futuro con speranza. E noi da domani a partire dalle 12, quindi a mezzogiorno, vi trasmetteremo in diretta queste celebrazioni, la deposizione della corona d'alloro, la lapide di fronte allo scalone di Palazzo dei Trecento, i rintocchi della campana della Torre Civica e infine la novità di quest'anno, il sorvolo delle frecce tricolori, momento per momento, il ricordo di quel tragico Venerdì Santo. Appuntamento quindi da non perdere per chi non può essere presente fisicamente domani a partire dalle 12 rigorosamente in diretta qui su Antenna 3. E noi adesso andiamo a Belluno.
Subito in apertura l'aggiornamento del quadro clinico del paziente di 55 anni di Sedico che da ieri si trova ricoverato in rianimazione al San Martino di Belluno per meningite da meningococco con sintomatologia grave. Le condizioni dell'uomo sono stabili e la prognosi resta riservata. Fra la giornata di ieri e quella di oggi l'ambulatorio attivato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti ha valutato circa 50 contatti e ha somministrato la profilassi antibiotica a circa 40 persone. Proseguono gli accertamenti per verificare se vi sia o meno una corrispondenza di caso con quello registrato una decina di giorni fa a una 18enne di Feltre. Nessuna persona è rimasta coinvolta dal distacco di una valanga a Colbecchei, a Cortina d'Ampezzo. Verso mezzogiorno l'allarme è stato dato ai vigili del fuoco da un gruppo di testimoni che hanno assistito alla slavina, informando della certezza che non vi fossero travolti. La zona è stata bonificata dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore che ha escluso la presenza di persone coinvolte. Diverse le missioni di Falco nella mattinata, la prima a Col Druscé, sempre a Cortina, attorno alle 9:30 per soccorrere una 70enne di Treviso colto da malore mentre sciava. Per l'uomo purtroppo i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani, come vi abbiamo raccontato anche in apertura di questa edizione. Alle 14:30 l'elicottero è volato poi sulla Pian dei Crep in Val di Zoldo, dove un escursionista veneziano di Spinea di 76 anni ha accusato un leggero malore che gli impediva di proseguire autonomamente. L'anziano è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Agordo per tutti gli accertamenti. La pagina politica e dell'attualità, perché hanno scatenato sconcerto pressoché unanime nelle ultime ore le dichiarazioni dell'ex consigliere della Lega Francesco Lagrua, rese durante lo scorso Consiglio Comunale a Belluno. In aula, come abbiamo riferito nel telegiornale di mercoledì, si discuteva la mozione presentata dal gruppo Più Forti Insieme, con la quale si chiedeva l'annullamento della trascrizione dell'atto di nascita di una bambina con 2 mamme, nata e residente in Austria. Un giorno giustificheremo anche le coppie uomo-cane, ha detto il consigliere, suscitando sdegno e imbarazzo. L'intenzione era provocatoria, ma la discussione ha oltrepassato la misura. Così il consigliere di Più Forti Insieme, Francesco Lagrua, è scivolato sulle parole e la sintesi della sua richiesta al sindaco e all'assessore competente di esercitare un atto di indirizzo politico in relazione alla trascrizione dell'atto di nascita di una bambina figlia di 2 mamme, nata e residente in Austria, come un boomerang gli si è ritorta contro. Il cane vuole molto bene a un bambino. Io voglio molto bene al mio cane e il cane vuole molto bene anche a me. E allora un domani verremo qua in aula a dire che chi non adotta un figlio di una mamma e figlio di un cane, allora vuol dire che è del Medioevo. Il taglio della registrazione integrale del Consiglio Comunale del 3 aprile, visibile nel canale YouTube del Comune di Belluno, ha fatto in poche ore il giro del web e ha suscitato sdegno e sconcerto. Qualche cittadino su Facebook ha invitato il consigliere a dimettersi. Si apprende solo oggi, sempre via social, in un commento del capogruppo di maggioranza Lorenzo Bortoluzzi, che da 9 mesi e in concomitanza con l'espulsione dalla Lega di Lagrua e Ferro, gli stessi sono stati allontanati anche dalla maggioranza. Circostanza fino ad ora mai resa pubblica neppure dai fatti emersi nell'emiciclo di Palazzo Rosso. In Consiglio Comunale la mozione non è passata. Il dibattito è stato acceso e a dare fuoco alle polveri non sono state solo le parole di Lagrua. Prima della storiella del cane, appellandosi a principi non negoziabili, ci aveva pensato la consigliera di Noi con Oscar, Sandra Mella. I generi sono 2, la coppia è formata da un uomo e da una donna e solo questa coppia può generare dei figli. Amareggiati dei contenuti del dibattito i consiglieri comunali di minoranza. Sinceramente mi pare di essere ritombata nel Medioevo, forse, non lo so. Io vi dico che sono molto amareggiata veramente nel dover sentire nel 2024 interventi di questo livello. Bassissimo. Lagrua ha incalzato invano il sindaco e tutta la maggioranza, ricordando come lo scorso maggio l'ideologia del centrodestra ebbe la meglio sul diritto al riconoscimento dello stato giuridico dei bambini nati da coppie omogenitoriali. Nel centrodestra noi siamo sempre stati contrari a queste operazioni, quindi qua si parla di politica, punto e basta. Le sue repliche argomentate non hanno sortito l'effetto sperato di evidenziare sul tema l'esistenza di una maggioranza senza uniformità politica. Quella stessa maggioranza, quasi compatta, ha scelto di stendere un velo pietoso.
Vi mostro adesso queste immagini che Tiziana Bolognani mi sta inviando in tempo reale da Belluno. Siamo in piazza dei Martiri dove si stanno avvicinando alla spicciolata, ma sono già diverse centinaia, molte persone cristiano-cattolici e islamici che alle 19:51 hanno iniziato a celebrare insieme la fine del Ramadan. Vedete appunto in queste immagini il vescovo di Belluno Feltre che ha raggiunto la comunità islamica, un evento unico per il capoluogo, capofila in Veneto di un'iniziativa del genere. Ad aprire la festa i discorsi del vescovo Marangoni e dell'imam di Belluno Zaccaria. Vi rimostro queste immagini perché sicuramente ne sentiremo parlare. È iniziata quindi la condivisione del pasto, un gesto semplice ma significativo di comunione e fratellanza, così fanno sapere gli organizzatori. Ed è partito dal Veneto e non a caso da Belluno il percorso di approfondimento Montagna Futura di Confartigianato. Gli artigiani sono attori fondamentali per il processo di cambiamento e adattamento che natura e società ci stanno chiedendo. Alta qualità, sostenibilità, basso impatto ambientale, riuso, durabilità del prodotto e flessibilità sono aspetti tangibili ma anche valoriali. Lo afferma Confartigianato Veneto con il suo presidente Roberto Boschetto, che a Belluno ha dato il via al progetto Montagna Futura, che ha l'obiettivo di approfondire le trasformazioni climatiche che coinvolgeranno il contesto fragile delle terre alte. Le opportunità di sviluppo ci sono e bisogna coglierle. L'artigianato può essere la scelta giusta per mitigare e andare incontro a quelle che sono le esigenze del cambiamento climatico. Cambiamento climatico che è già una realtà in montagna e Vaia ne ha dato ampia e sofferta prova. Negli ultimi 30 anni in Veneto abbiamo registrato un aumento della temperatura media di 1,5 gradi, 0,57 gradi negli ultimi 10 anni. Quindi il cambiamento climatico c'è, lo abbiamo visto nella sua manifestazione peggiore con Vaia, e Vaia siamo riusciti a trasformare una tragedia in un'opportunità. I cambiamenti climatici, demografici, sociali e tecnologici stanno sviluppando dinamiche tali da modificare fortemente l'assetto abitativo e produttivo della montagna e le prospettive dell'artigianato e delle piccole imprese. Ma come ha insegnato la tempesta del 2018, il Veneto, citato come caso a livello nazionale, è riuscito a trasformare la tragedia in opportunità. Anche di lavoro, perché grazie alle deroghe che sono riuscito a far inserire nell'ordinanza di protezione civile abbiamo fatto lavorare le imprese bellunesi, le imprese venete, con una procedura semplificata che altrimenti non sarebbe stata possibile coinvolgere. La sfida è il futuro prossimo, con l'evento olimpico oramai alle porte. Una sfida possibile solo grazie al confronto tra le governance locali e una collaborazione coordinata tra pubblico e privato. Sostenibilità, riciclo, riuso, qualità saranno il fil rouge di un nuovo modo di fare impresa. Aumentare il valore dei materiali, quindi non produrre di più, ma produrre meglio, produrre cose che valgono e danno una qualità intrinseca, e io credo che l'artigianato abbia grandissime possibilità su questo ed è per quello che siamo qui oggi. Poi iniziamo da Belluno in questo percorso, siamo molto orgogliosi. Natura in primo piano Longarone Fiere, dove dal 12 al 14 aprile si alzerà il sipario su caccia, pesca e natura, la fiera nazionale dei prodotti, delle attrezzature e dei servizi per la caccia e la pesca sportiva. Al centro dell'evento fieristico la 27esima edizione della Festa del Cacciatore e il 20° concorso nazionale di tassidermia. L'esposizione è stata presentata a Palazzo Pilonia alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Veneto Roberto Ciambetti. Longarone Fiere ha commentato, ha messo in moto un percorso di qualificazione e di eccellenza organizzativo tali da distinguerla a livello nazionale. Il presidente di Longarone Fiere, Michele Dalfarra, e il presidente della provincia, Roberto Padrin, hanno sottolineato il ruolo della manifestazione che completa la primavera della sostenibilità, quindi appuntamento dal 12 al 14 aprile a Longarone Fiere. E io vi mostro altre immagini che stanno arrivando da Piazza dei Martiri a Belluno, dove si trova la nostra Tiziana Bolognani, in Piazza dei Martiri, dove, ecco, sentite, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah.
In Piazza dei Martiri, dove appunto si sta festeggiando la fine del Ramadan, è arrivato anche il vescovo di Belluno, Feltre Marangoni, e lì per noi c'è la nostra Tiziana Bolognani. Ovviamente vi racconteremo questa serata, la prima del suo genere in Veneto, ve la racconteremo nelle prossime edizioni. Per il momento è tutto da Treviso e Belluno, vi lascio al meteo, buon sabato sera. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'anticiclone comanda il tempo su tutto il nostro paese, sarà dunque asciutto e stabile. Vediamo in dettaglio di domenica 7 aprile. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o velato. Non sono escluse tuttavia locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Le temperature saranno in ulteriore aumento, minime tra 10 e 11 gradi, massime fino a 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso e con venti a regime di brezza. Non sono attese piogge. Temperature minime sui 9-13 gradi, massime intorno ai 19-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. La situazione non cambia di molto, sarà infatti decisamente soleggiato con cielo limpido, solo con locali velature. Temperature minime sui 10 gradi, massime intorno ai 27. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.